Dei balordi, 4 e poi un'altra decina, si sono avvicinati in maniera minacciosa ad uno appunto di noi che era lì al bancone, Alberto Bortoluzzi, che è artista carissimo amico, e hanno cominciato da lui a inveire contro di noi e con spintoni e altri spintoni, pugni, calci e lanci di oggetti a cercare di attentare alla nostra incolumità. L'ultima birra, dopo una classica grigliata del 25 aprile sui colli tra amici. Racconta con calma Niccolò Calore, ex consigliere comunale della Lega a Padova, quanto accaduto in un locale del ghetto. Con lui un'amica e un artista militante di Casa Pound. Nessuna parola ostile, ma rammarico anche per il giorno scelto per una simile aggressione. È molto triste quello che è avvenuto in una giornata che dovrebbe essere consacrata alla sutura di una ferita storica. Purtroppo dispiace constatare come una certa parte politica in realtà non abbia nessun interesse a suturare questa ferita storica, ma tendenzialmente a lasciarla viva e sanguinante. Aggrediti fisicamente e anche verbalmente, tacciati di essere fascisti tre amici. Io sono militante nella Lega e la mia ideologia sicuramente non collima con quella del fascismo storico e del socialismo in Italia, quando invece io stesso ho una cultura di territorialità e di autonomia regionale. Il nonno è stato internato nei campi di concentramento, racconta Calore, che si pone molti interrogativi sulla città. Sul fatto sta indagando la polizia. Niccolò Calore ha infatti presentato regolare denuncia. Ferma e unanime la condanna sia a destra sia a sinistra. Condanna arrivata anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, ma Calore pungola. Un appello è a tutti i padovani di farsi sentire in questo senso per ritornare ad avere una città sicura e non una reminiscenza di anni bui della nostra storia cittadina. Io tornerò in ghetto il 4 maggio al fianco di Paola Ghidoni e di Andrea Ostellari per testimoniare che in realtà nulla bisogna temere, perché un governo di una città non deve essere assoggettato da delle dinamiche di terrore.